Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network e ben ritrovati con un'altra settimana di calciomercato. Vado subito a presentarvi il mio compagno di viaggio, Attilio Malena, direttore di calciomercatoreport.it. Anna, ben trovata, pronti a vivere insieme un'altra settimana di mercato infuocata. Racconteremo quello che è successo nel weekend e sviscereremo tutte le ultime trattative di questi minuti, anche con qualche sorpresa. Quindi ben trovati a chi ci segue da casa e grazie agli ospiti naturalmente per aver accettato il nostro invito. Intanto andiamo a presentare gli ospiti, abbiamo tanto di cui parlare, anche le parole un po' si aggrovigliano. Allora vi vado a presentare Domenico Roma, un grande amico e direttore sportivo. Buon pomeriggio Domenico. Buon pomeriggio a voi. E buon pomeriggio a Pier Giorgio Giorno, che è blogger, tifoso, un po' di tutto, vero? Sì, grazie Anna per l'invito, un saluto a chi ci guarda da casa. Allora Attilio, iniziamo da te perché tu ci dai le notizie fresche di calciomercato. No, partiamo dal Crotone, il Crotone che è vicino a centrare il primo colpo ufficiale del suo personalissimo calciomercato, accordo raggiunto con la Roma per Riccardo Marchizza, un nome già accostato in tempi non sospetti al Crotone, studiato da diversi anni e finalmente sembriamo veramente essere giunti ad un punto di svolta per quello che potrebbe essere il primo colpo ufficiale per il Crotone. Sempre rimanendo in tema Crotone, tutto bloccato o quasi sul futuro di Riggio e Nicoletti, dipenderà molto dalla categoria in cui giocherà il Crotone il prossimo anno. Se sarà Serie B, Riggio e Nicoletti, entrambi reduci da un'ottima stagione con il Catanzaro, potrebbero rimanere in rosa con il Catanzaro, magari nel caso in cui il Crotone cambiasse, modificasse la sua volontà, pronti a riaccoglierlo con il Catanzaro che li ha già richiesti al Crotone. Un obiettivo forte del Crotone, Raul Asensio, e un obiettivo molto importante del Pescara per l'attacco. Contatti con il Genoa, il Crotone lo ha richiesto anche in questi casi in tempi non sospetti. Apriamo brevemente la pagina dedicata al Cosenza, ore decisive per il futuro di Gennaro Tutino. Oggi potrebbe essere una giornata chiave dopo i contatti anche della giornata di ieri. Il Pescara lo aspetta, il Carpi si sente in corsa e il Cosenza sta facendo di tutto pur di trattenerlo, quindi è vero e proprio a bagarre su Gennaro Tutino. Sempre rimanendo in tema Cosenza, ormai certificati gli accordi per i rinnovi di Mungo, Baclé e anche lo stesso Pascali, notizia tra l'altro data dal nostro ospite qui alla mia destra. Per quanto concerne invece la corsa al portiere, nessun dubbio ormai sull'arrivo di Cerofolini. Mercoledì invece potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura di Albano Bizzarri verso Foggia. Per quanto concerne invece il Catanzaro, scatenato duello con molte squadre per Jacopo Murano dopo l'arrivo di Statella e molto vicino l'arrivo anche di Dario D'Ambrosio e soprattutto di Elio Carderini, accordo vicino con il Foggia, e la Regina che con un blitz a sorpresa ha strappato a rende il capitano dell'Inter Primavera classe 99 Bonetto. Allora Domenico, iniziamo proprio dal Cosenza Calcio e da questa Serie B che arriva dopo 15 anni, ne abbiamo parlato diverse volte. In più c'è questa sorpresa che la Serie B, i sorteggi del calendario arriveranno proprio a Cosenza, presidenti, ufficiali di Lega, anche il presidente della Lega di Serie B, insomma è un Cosenza che ha i fari puntati anche da parte della Lega di Serie B. Credo sia un premio meritato per quello che c'è stato durante tutto l'anno, perché comunque sia arrivare a certi numeri come spettatori non è da tutte le piazze, quindi giustamente per dare il bentornato a Cosenza in una piazza così importante, in una categoria così importante, credo che sia giusto premiarlo in questa maniera. Pier Giorgio, invece come location si parla del Teatro Rendano, in un primo momento si era parlato del museo multimediale, cosa un pochino insomma, che ci ha lasciati così di stucco, perché è lo spazio è un posto bellissimo, però lo spazio è ridotto, c'è l'entusiasmo della gente che ha comunque seguito le ultime gare, poi ovviamente la curiosità, tanti curiosi, tanti addetti ai lavori, giornalisti, quindi forse il Rendano è la location più diciamo consona a questo tipo di manifestazione. Guarda Anna, io ricordo una presentazione bellissima del Cosenza 2 o 3 stagioni fa al Castello Svevo, e secondo me quella è stata
la migliore in assoluto, sia per la location, sia come predisposto proprio il castello. Lì è stata veramente una festa rossoblu, quindi dopo 15 anni il Cosenza torna in Serie B, credo che alla presentazione saranno veramente tantissime persone, quindi il Cosenza non deve sbagliare la sede, perché secondo me si prevede veramente un bagno di folla, quindi, e spero che tutti i tifosi sia della città ma anche della provincia possano partecipare in massa. Certo, la location, mandiamo dei segnali ovviamente, diamo il nostro pensiero, il nostro parere. A questo punto io proporrei anche una piazza, anche la piazza davanti il Rendano, perché diciamo che sarà una location particolare. In più parliamo proprio di mercato, Domenico, perché lo diceva anche Attilio, si punta, diciamo, a tanti rinnovi per questa nuova stagione. C'è questa novità, l'ufficialità è arrivata proprio venerdì di Piazza e anche di Dorazio. Credo che sia anche giusto premiare chi si è fatto carico di una stagione importante, rinnovando secondo me giocatori anche importanti, perché Dorazio credo che sia un ottimo laterale, con lui Mungo, io credo uno dei centrocampisti più completi in categoria. E ora Baclé, che merita l'eroe incontrastato della scorsa stagione, credo che sia giusto premiarli con un rinnovo, anche per farli giocare dove hanno portato loro il Cosenza, credo che sia più che giusto. Più che giusto. Pier Giorgio, invece c'è un interrogativo che mi hanno posto in parecchi tifosi. Si parlava della campagna abbonamenti che ha preso il via proprio lo scorso fine settimana. Ovviamente la prima parte è stata di prelazione per i vecchi abbonati, poi ci saranno via via i rinnovi, insomma chi si aggiungerà, perché la Serie B, dobbiamo dire, è un patrimonio di tutta la città e quindi si punta a una campagna abbonamenti abbastanza corposa. Però in parecchi mi hanno posto questo interrogativo. Cioè fare l'abbonamento in questo momento, quando ancora non si sa quando si giocherà il campionato, perché in parecchi purtroppo per fortuna ovviamente lavorano anche il sabato pomeriggio e quindi se il campionato si giocherà di sabato insomma ci saranno diversi problemi. Sì, in realtà Anna, la campagna abbonamenti è già partita col piede giusto, perché si sono create delle lunghe file allo store per i vecchi abbonati e anche i nuovi, cioè chi l'anno scorso non aveva l'abbonamento, sulla nostra pagina ci arrivano tantissimi messaggi perché vogliono sapere proprio gli orari dello store, c'è quella voglia di Cosenza che è ritornata. Abbiamo qualche numero, Pier Giorgio, se tu sei... Sicuramente sono arrivati più di 100, cioè già dopo il primo giorno, però Cosenza non è mai stata una piazza... che è un po' un diesel, sì, a rilento. però quest'anno secondo me si è partiti col piede giusto e al di là se si giocherà di sabato o di domenica, tantissimi messaggi, stavo dicendo prima, anche da gente fuori Cosenza, tipo di Cetraro, di Diamante, di Belvedere, della provincia, che vuole proprio acquistare l'abbonamento per evitare nelle partite clou lunghe file ai botteghini. La cosa più bella è questa. Quindi si è risvegliato quell'amore per il Cosenza che mancava forse da più di 15 anni e credo che quest'anno i numeri degli abbonati possono essere superiori anche alle 1000-2000 unità, che per una piazza come Cosenza è già... Sarebbe già un gran successo. Sì. Poi ricordiamo, per chi ci segue anche da casa, che non ci sarà l'obbligo della tessera del tifoso, quindi certo, questo è un altro incentivo per chi volesse fare l'abbonamento. Quindi... E poi comunque ci sono quei numeri dei 20.000, cioè arrivare a quei numeri lì, diciamo che bisognerebbe toccare partite importanti, anche se le squadre che militeranno l'anno prossimo in Serie B sono squadre tutte di blasone, vero Domenico? Sì, ci sono squadre assai blasonate, ma volevo ritornare un attimo su quello di prima. La cosa più bella di tutto è che comunque la provincia si è risvegliata, che è sempre stata la vera forza del Cosenza, la provincia che si è risvegliata, c'è una voglia di Cosenza assoluta, perché io vivo in io vengo da un piccolo paesino, ormai vivo qua a Cosenza da un po', c'è proprio voglia di Cosenza, gente che dice quando possiamo fare l'abbonamento, perché è bello sentir dire questo in provincia, che è sempre stata l'anima trainante del Cosenza. Sì, riconquistare proprio la provincia. Ritornando sull'argomento di cui dibattevamo prima, ovvero sulla querel dei diritti TV, io credo che non ci sia molta chiarezza, anche perché nemmeno loro sanno realmente cosa accadrà, perché comunque sappiamo e abbiamo detto la nostra una settimana fa, soffermandoci sull'aspetto che una categoria come la Serie B
a mio avviso non può prescindere da uno spettacolo televisivo e si va verso questa direzione. Il web sarà una strada, ma non sarà la strada principale. Potrà essere un'alternativa, per cui ci sono delle trattative in corso con Sky, eventualmente con il subentro nuovamente di Sky per la Serie B si tornerebbe a paventare l'ipotesi sabato, che è il giorno ormai affibbiato storicamente alla Serie B. Per quanto concerne appunto il discorso generale a 360 gradi della Serie B, ci sono dei nomi che potrebbero far gol a molti club, ad esempio cito l'esempio di Andrea Caracciolo. Ci siamo soffermati anche ieri nella trasmissione curata da Pier Giorgio, ieri c'è stato un incontro proficuo con la Cremonese ed oggi arriverà la risposta, a meno di clamorosi colpi di scena, positiva alla Cremonese, per cui sarà una Serie B grandi firme. Le neopromosse si muovono in maniera importante, non sarà un campionato facile, per questo il Cosenza secondo me sta cercando di accelerare per far sì che appunto gli equilibri possano essere già amalgamati il prima possibile, in vista comunque, lo dicevamo anche prima, di un campionato molto complicato. Pier Giorgio, anche tanti nomi importanti per quanto riguarda le panchine di Serie B. Per quanto mi riguarda, insomma, sono calciatori come ad esempio Fabio Grosso, che ha vinto il campionato del mondo e che quindi insomma allena una squadra importante, come lui, insomma, Serse Cosmi, tanti personaggi che tornano a Cosenza. C'era proprio fame anche per noi addetti ai lavori di intervistare questi personaggi. Sì, sì, come hai detto tu e come hanno detto già loro, sarà una Serie B che in realtà è una 2, perché ci sono piazze come Verona, Brescia, Benevento, Crotone, Salerno, cioè Foggia, cioè veramente il Cosenza è tornato a distanza di 15 anni, dove c'erano in Serie B all'epoca, io ricordo anche il Bologna, il Napoli, il Genova, cioè sarà veramente un campionato appassionante. Sul Brescia è andato l'ex giocatore Suazzo, oggi pure il Brescia, se non erro, ha chiuso per Donnarumma, quindi sarà un campionato veramente di altissimo livello. Questo fa capire tante cose. Era una trattativa battezzata da almeno da 2 settimane, la svolta è arrivata una settimana fa per operazione che va a sfondare il muro dei 2 milioni di euro. Infatti, questo fa capire come realmente tutte le squadre hanno velleità di essere protagoniste. Lo Spezia del neo direttore sportivo Guido Angelozzi ha superato la concorrenza del Lecce per Eugenio Lamanna, il Lecce che poi aspetta Vigorito, sempre per completare questo giro di trattative. Il Cosenza si sta muovendo, Pier Giorgio mi insegna, anche per una trattativa molto molto ben avviata per Belmonte, che ha aperto alla grande alla possibilità di tornare in Calabria, una Serie B grandi firme come ad esempio il Livorno, che ieri sera ha ratificato l'accordo con il Catania per Luke Bogdan, altro calciatore di cui si parla un gran bene, ed un Livorno che tratta non tanto sorpresa, perché Spinelli ha abituato a questi colpi di scena, tratta il sempre più vicino ritorno di Diamanti per completare questo puzzle di una Serie B grandi firme a questo punto. Però Attilio, per riprendere, scusami Anna, il discorso perché su Belmonte è vero che la trattativa c'è e sembrava molto vicino. Nelle ultime ore invece mi giungono voci di un raffreddamento tra le parti, perché non si sono messi d'accordo. No, Trinchera sta valutando bene, perché deve pigliare almeno 2 difensori centrali da affiancare a Dermacu. Per dire il vero, è stato lo stesso Belmonte che di Cosenza che si è proposto al Cosenza. Hanno avuto un primo abboccamento, però da quell'abboccamento il Cosenza ancora non ha deciso di affondare decisamente il colpo. Quindi diciamo ancora... che non è scattata quella scintilla. Per il momento no, però magari su Belmonte io credo che la richiesta comunque non sia bassa, sì, perché la richiesta di ingaggio di Belmonte, anche perché Belmonte ha dimostrato negli ultimi anni di essere un difensore che può fare la differenza e l'ha fatta in Serie B, quindi è chiaro che il Cosenza si prenda qualche giorno di riflessione per cercare di capire anche quelli che sono i tasselli economici che sappiamo quanto siano importanti per il presidente Guarascio. Quindi... Così come lo Monaco, per riprendere il discorso della difesa, sta facendo muro su Aia, perché Aia era un obiettivo del Cosenza, ma il Catania chiede o soldi o importanti contropartite tecniche, quindi c'è stata anche una frenata su Aia, che era stato uno dei primi obiettivi sondati dal Cosenza. Per quanto riguarda le gestioni invece, Attilio, lo dicevamo pure la scorsa settimana, ci sono il secondo portiere, Perina, che insomma da comunque sistemare, c'è anche Mendicino, insomma sono giocatori che sicuramente sono in uscita, nel senso che sono di proprietà del Cosenza, ma stanno cercando una contropartita. Non sarà un compito facile secondo me quello di sistemare questi calciatori che comunque hanno un buon mercato, ma al momento forse nessun club si è avvicinato in maniera concreta
per cercare di affondare il colpo, rimanendo in tema appunto di Cosenza. Perina era stato inserito, l'abbiamo raccontato, in un'eventuale trattativa Aia, ma non è un calciatore che interessa al Catania in questo momento. Il Catania ritiene Aia un calciatore fondamentale per gli schemi di Sottil, quindi non se ne priverà facilmente, come diceva Pier Giorgio, almeno di un'offerta indecente. Il Catania non ha bisogno di vendere, il Catania vuole ritornare in Serie B a stretto giro di posta e anche per blasone della piazza è quasi costretta di anno in anno ad allestire squadre super competitive, quindi credo che non sia una trattativa semplice, trattativa in salita, ma ritornando alla tua domanda, ripeto, per quanto concerne Perez, era stato accostato ad un possibile ritorno ad Ascoli, abbiamo cercato di ricostruire un po' questa vicenda, ci è stata smontata in maniera totale questa possibilità che Perez possa tornare all'Ascoli, la Lucchese poteva essere una possibilità, ma in questo momento la Lucchese non se la passa benissimo dal punto di vista economico, quindi figuriamoci se può andare a investire una cifra importante. Altri problemi. Altri problemi ben più gravi, come diceva giustamente Domenico. Domenico, invece, poco prima che iniziasse la puntata stavamo parlando proprio di quali saranno gli scenari, sia in Serie C che in Serie B. Ci sono parecchie squadre che insomma sono con un piede e mezzo fuori da questi campionati. Credo sia anche giusto aver messo dei paletti rigidi per quanto riguarda le situazioni economiche di alcune società, perché come parlavamo prima c'era il Mestre che ha presentato domanda ma senza garanzie, senza fideiussioni, idem ha fatto anche la Reggiana, c'è un disimpegno totale da parte di Piazza, grossi problemi, mi giunge voce che ci siano da Andrea con Montemurro che sta lasciando, anche Trapani non se la passa benissimo, perché ci possa essere una svolta. Sì, però si vociferava già da qualche giorno, perché io là ho qualche amico e mi diceva da qualche giorno che si vociferava, però ogni volta al closing non si arriva mai. Lucca c'è stato addirittura delle denunce dall'attuale proprietà contro i tifosi per minacce, quindi ci sono diversi casi spinosi e credo che da oggi a giovedì, dove è l'ultimo deadline, credo che ci siano alcune società che abbandonano, compreso il Cesena che è in grossissime difficoltà, e oggi arrivavano difficoltà anche da Bari, perché Giancapro si è disimpegnato e ora la patata bollente passa nelle mani di Paparesta, non sapendo sono arrivate le dichiarazioni di Paparesta che ha appena dichiarato che non è disponibile, come dicevamo prima, di Giancastro, quindi un caos veramente incredibile in una piazza che c'entra poco con la Serie B, è inutile che ci nascondiamo, ma proprio per quanto dicevamo noi di queste piazze che appunto sono costrette, tra virgolette, a fare quel salto in più, magari il passo più lungo della gamba, e molto spesso non si trova la quadratura economica. Io penso un po' tutti ci auguriamo che Bari possa rimanere in Serie B per la piazza, per il blasone, per la grande cornice di pubblico che è sempre offerta a questo campionato. Perdere Bari in Serie B vuol dire perdere un bel patrimonio, un ottimo patrimonio, anzi un grande patrimonio. Era da un po' di anni che si tirava dietro questi problemi, dall'anno di Guido Angelozzi e di Piero Doronzo, che avevano fatto il miracolo dei 42.000 contro il Trapani di Cosmi, contro il Trasmi, bravissimo, con Arbeste, e poi da allora non c'è mai stato una forza economica tale da poterli portare avanti. Anche in quell'anno erano in difficoltà perché si era disimpegnato Matarrese, però avevano la forza dei numeri, avevano tantissimi abbonati e avevano calciatori che hanno fatto mercato in uscita, che avevano permesso di dare respiro. Ma anche in quest'anno penso che se si riuscisse a trovare una svolta, una quadratura, le richieste per i gioielli non mancano, ad esempio Galano, Javan Anderson, lo stesso Sabelli, però è chiaro che i gioielli non vanno svenduti ma vanno venduti. Il problema, Attilio, sai qual è? Sul mercato puoi andare, ora nessun direttore, nessuna società andrà a prendere un giocatore che probabilmente tra 5 giorni potrebbe essere libero, quindi ognuno aspetta, oppure se la Ribi stesso a Cesena, perché era dato già per chiuso, ormai si attende, perché Cesena è in una situazione disperata. Si dice che ora sono riusciti a dilazionare di qualche i pagamenti, ma l'Agenzia delle Entrate ancora non ha dato l'ok. Io credo che il buco sia molto più profondo, come parlavamo prima, di quanto possa essere emerso realmente. Sì, no, si parla di 73 milioni di euro per una società di Serie B che con tutto
tutto rispetto, sono numeri importantissimi. Già a Bari si parla di 5 milioni, 5,5, ed è una società comunque rispetto a Cesena un po' più, diciamo... Anche dal punto di vista strettamente della città. Sì, una città, una delle città più grandi del sud Italia, quindi, con attività imprenditoriali importanti anche Bari, quindi se è in difficoltà una piazza come Bari con 5 milioni e mezzo, credo che Cesena con 73 milioni. Non è tutt'oro quello che luccica. Sì, io ho amici da Terni che in pratica già festeggiano perché loro sanno da più di un mese che il Cesena in pratica è con un piede e mezzo nella fossa e la prima squadra che ripescheranno sarà proprio la Ternana. Ma ancora non è così dicono voci da Terni, poi non lo so. Farà di tutto per cercare di... Sì, ha fatto anche contro il Foggia. Però la Virtus Entella è più legato alla situazione Foggia, invece Terni è una società di... l'altra società com'era? È la Provercelli, scusami, sono più legati alla situazione. Anche lì è una situazione assolutamente non semplice in tema di ripescaggi, perché anche lì c'è stata una sorta di disimpegno del presidente secondo, quindi è un'altra situazione assolutamente non semplice, come giustamente diceva Pier Giorgio, a Terni già festeggiano. Sì, e poi si potrebbe liberare anche un altro posto. Mi hanno dato questa posto. notizia da più di un mese. Infatti il direttore Danilo Pagni sta facendo mercato da B, l'esempio Carretta, il primo nome che Stroppa ha speso per il Crotone, che la Ternana ha deciso per forza di far muro e mantenere, così come Montalto che ha finito nel mirino di molti club, che resterà e rinnoverà, quindi questo fa capire come la Ternana realmente voglia costruire un qualcosa di importante dopo i tanti errori dello scorso anno. Però c'è un altro posto che potrebbe liberarsi, quello del Crotone, che potrebbe essere ripescata in Serie A. È un augurio che ci facciamo tutti noi calabresi, perché avere anche un'altra squadra oltre al Cosenza in B e il Crotone in A, insomma, è una cosa che fa ma potrebbe essere un domino anche con la situazione del Parma, del Palermo, cioè ancora siamo... Rimanendo in tema di Parma, la strada del Parma è stato deferito, sarà quindi... assolutamente, a meno di clamorosi colpi di scena, dalle notizie in mio possesso, una Serie A con qualche punto di penalizzazione. Per quanto riguarda il Crotone, io credo che di questa vicenda... Perché fa scuola anche, scusami Attilio, se ti interrompo, anche il Foggia, dopo quello che è successo, insomma i punti di penalizzazione. Io credo che della vicenda Chievo, per chi ha letto realmente le carte, si renda conto che c'è un illecito gravissimo. Ma se noi andiamo a sfogliare le pagine di quei quotidiani nazionali, non vediamo nemmeno un trafiletto dedicato a questa situazione. Forse perché siamo una squadra del sud. No, non c'entra. Spesso Ancora ci sono a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca, come diceva qualcuno in passato. Ma ripeto, sono situazioni da valutare, delicate, però almeno per il Parma dovrebbe essere una Serie A con qualche punto di penalizzazione. Il Crotone è fiducioso nella giustizia, ma a sensazione la vedo molto complicata, anche perché è una pratica che purtroppo fanno tutti, anche grandi società. Sì. Però Pier Giorgio, domani si ricomincia a Crotone, anche se non si sa quale sarà il campionato che disputeranno gli squali, però insomma partono i ritiri, ecco. Vabbè, sicuramente il Crotone è una squadra che quest'anno sarà sicuramente tra le favorite per vincere il campionato di Serie B per una serie di fattori. Uno, perché viene da 2 anni di esperienza in Serie A, è retrocesso in Serie B, ma ha pigliato un importante paracadute economico, quindi è una società, già lo era, adesso è ancora di più su una società solida, perché spesso alcune squadre, qualcuno dice che giocano a scendere e a salire per pigliare proprio questi paracaduti. Sì, perché sono bei soldini in palio, quindi il Crotone è una delle società attualmente in Serie B più ricche, cioè quella che sta meglio, e sicuramente il parco giocatori che ha... proprio il colpo Marchizia ti fa capire che è un giocatore che sia buono sia per la Serie A che per la Serie B in realtà. Ha proprio una struttura che è fatta da 2 anni ormai. Quindi... Quella è la volontà, come abbiamo raccontato anche... Per le eventuali cessioni non c'è la volontà di svendere i propri gioielli, forse uno dei pochi che potrà andare via è proprio lo stesso Ceccherini, per cui c'è l'Atalanta, c'è l'Udinese, c'è la Fiorentina, c'è il Sassuolo, c'è il Cagliari, tutti pazzi per Ceccherini, ma in questo momento il Crotone non è stato accontentato dal punto di vista economico. È difficile. È molto difficile, ne parleremo dopo una piccola pausa. Sì, credo, ecco, bravo Attilio, perché ci richiamano dalla regia, c'è una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.
Allora, riprendiamo questa seconda settimana, scusate, di calcio e mercato. Stiamo parlando proprio di Serie B. Ci sono anche alcune cose particolari di cui volevo parlare. Intanto ne parlo con Pier Giorgio perché c'è la questione stadio. Abbiamo visto che proprio nel fine settimana c'è stata questa riunione di giunta, è stato approvato insomma il mutuo da parte del Credito Sportivo, si parte con i lavori, speriamo nel più breve tempo possibile, però siamo quasi sicuri che insomma la Coppa Italia non si potrà disputare a Cosenza perché non ci saranno quei parametri insomma, per poter ospitare un po' un peccato. Chissà che magari il Cosenza non vada avanti nella Coppa Italia e poi, come succedeva una volta, ospitare tante squadre di Serie A. Sì, Anna, credo, non vorrei dire una fesseria, ma credo che sia stato proprio il Cosenza stesso, per i lavori che deve fare al San Vito Marulla, di aver chiesto alla Lega di non giocare in casa la prima partita, sia per il terreno soprattutto per i lavori che deve fare al terreno di gioco, e quello che avverrà da qui a breve sulle gradinate del Marulla, perché come ha detto il sindaco Chiuto su dei post pubblici anche su Facebook, entro questa stagione partiranno i grandi lavori, cioè il San Vito Marulla è destinato, per parole del sindaco stesso, entro 2 o 3 anni a diventare il gioiellino del Sud Italia, uno stadio tipo come quello che hanno fatto a Udine, con le barriere abbattute, con le tribune molto vicine, però chiaramente ci vuole del tempo per fare questo, ma in questa stagione credo che inizieranno i lavori, secondo me a cavallo tra Natale e l'anno nuovo. Insomma, un regalo di buon anno. Un regalo di buon anno. Chiedo intanto al nostro regista di preparare proprio la telefonata, dovremmo avere fra qualche minuto proprio il direttore sportivo del Cosenza, con lui potremo parlare anche di mercato. Intanto qualche altra novità, Attilio, per quanto riguarda? Perché la Regina ha ufficializzato anche nel pomeriggio l'arrivo di Conson, contratto biennale, quindi un direttore sportivo, Massimo Taibi. Sta facendo un bel mercato la Regina. Assolutamente, sta nascendo una buona Regina, un'ottima Regina, stanno arrivando dopo Jander, Pogliano, Confente, tutte le trattative che abbiamo raccontato, Zirwan, Zivkovic, adesso è arrivato il momento di calare gli assi da 90, tra virgolette, i cosiddetti over. Io credo che una delle prossime operazioni sarà quella di prendere una punta, quindi dobbiamo stare attenti. Da affiancare a Maritato, sì. Mi dicono dalla regia che è pronto il collegamento telefonico con il direttore Trinchera. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. La disturbiamo, sappiamo che è lì a Milano per mettere a segno questi colpi di mercato. Diciamo che l'ufficialità l'abbiamo su Dorazio e Di Piazza. Sì, poi ci sono dei rinnovi su cui stiamo lavorando, stiamo portando bene in definizione e abbiamo quasi definito con Cirafolini un portiere di grandissima prospettiva della Fiorentina in classe 99. A mio avviso sia pronto anche per giocare a grandi livelli, e poi del resto stiamo valutando attentamente come deve fare una neuromossa e non farsi prendere dall'ansia del mercato, perché poi ci sono dei parametri molto alti e quindi bisogna spiegare il meno possibile. Certamente si punta sui rinnovi, direttore. Diciamo che ci sono Baclé, Corsi, Mungo e Pascali che sono in pole position. Sì, ma noi abbiamo già degli accordi di massimo con questi ragazzi, purtroppo a malincuore non abbiamo potuto riconfermarli tutti, però stiamo andando avanti con il nostro lavoro, dove abbiamo poi colmare quelle caselle che poi dovremmo inserire nei giocatori anche di categoria e ci permette di acquisire esperienza in un campionato che si presta molto impegnativo, molto duro. So che lei è molto abbottonato, come siamo con la questione di Tutino? Tutino, se lo sento insieme, se no vogliamo altro di rientrare da noi, sicuramente che oltre alla sua volontà e la nostra, c'è Venezia e Napoli, c'è la proprietà che deve anche fare delle valutazioni diverse, prima di prendere un impegno, deve tenere conto di tanti aspetti. Attilio, volevi chiedere qualcosa? Sì, innanzitutto buon pomeriggio al direttore, lo ha certificato praticamente lei, arriva Cerofolini, il perché di puntare su un portiere importante?
Sì, abbiamo forse un po' di problemi di audio. Vediamo, riprova Attilio a formularle la domanda. Brevemente per il direttore, perché la scelta di puntare su un prospetto piuttosto che puntare su un portiere d'esperienza? Una curiosità. Perché inizialmente si era anche pensato al portiere di esperienza, poi parlando con il mister ritiene che sarà corretta fare il titolare, ha tutte le potenzialità per essere un titolare inamovibile e si è pensato di affiancarlo con un giovane che è di grande prospettiva, che può crescere e può insegnare il posto, quindi creare una sana concorrenza tra di due, che non farlo magari con un esperto che ha un curriculum anche importante per farle, avrebbe potuto mettere in difficoltà questo tipo di scenario. Direttore, c'è Pier Giorgio Giorno che le vuole fare una domanda. Salve direttore, una semplice domanda, anche perché i tifosi ce lo chiedono costantemente anche sulla nostra pagina Facebook, oltre su Tutino, volevano sapere a che punto sono le trattative su David Okereke. Beh, guarda, c'è un'intenzione un po' diversa, deve essere anche lui ha una condizione di volontà di ritornare a Cosenza. Io ho parlato anche con il suo agente, con il suo direttore dello Spezia, c'è in ballo anche un'operazione di cessione da parte dello Spezia verso alcuni club di Serie A e potrebbe andare a buon fine. Io credo che proprio che abbiamo grande possibilità di farlo tornare a Cosenza. Se invece dovesse rimanere alla Spezia, invece è una possibilità che purtroppo io devo escludere. Grazie direttore, buon lavoro, in bocca al lupo Grazie per tutto. a voi, arrivederci. Grazie, Ciao, grazie. Allora, abbiamo fatto anche qui il punto della situazione. Uno scenario, quello su Okereke, che aveva paventato da diverse settimane anche per Luigi, un club molto importante, dei club stanno trattando l'arrivo di Okereke per poi eventualmente girarlo in prestito, quindi è chiaro che servirà ulteriore tempo per cercare di ratificare questa trattativa, che comunque, come ha anche accennato il direttore, c'è molto ottimismo per il ritorno di Okereke. Sì, Okereke Attilio, che poi insomma hanno fatto la canzone anche in suo Zabatta onore, Style. quindi insomma sarebbe un peccato. Però come ha detto Attilio, lo Spezia non lo cederebbe mai al Cosenza, cioè il gioco è fare acquistare Okereke da una società amica di Serie A per poi girarlo in prestito al Cosenza. Se avviene questo, come ha detto lo stesso direttore Trinchera, Okereke ha buonissime possibilità di ritornare a Cosenza. Se non l'acquistano, chiaramente lo Spezia non lo darà mai a una diretta concorrente. Ecco, questo è il nodo. Quando ci siamo soffermati varie volte in passato su questa tematica, il nodo è quello, nel senso che Spezia e Cosenza non sono più su una categoria diversa, ma sono nella stessa categoria, quindi sappiamo che il gap tra C e B è molto basso e può succedere realmente di tutto ingranando una marcia positiva. Quindi è chiaro che, come dicevamo poc'anzi, Spezia e Cosenza potrebbero essere eventuali concorrenti anche in campionato. Parliamo adesso di Serie C, ci soffermiamo sulle varie squadre calabresi. Abbiamo avuto la scorsa settimana proprio il presidente del Rende, un Rende che ha firmato nel fine settimana, lo chiedevamo pure al presidente quando era qui nostro ospite, con Francesco Modesto, quindi si parte da Modesto, da Perrelli, insomma è un Rende che anche qui punta a recitare un ruolo, non dico da protagonista, ma comunque come è stato lo scorso anno. Cioè il leitmotiv della stagione del Rende è tracciato, è stato tracciato la scorsa settimana dal presidente Coscarella ai nostri microfoni. Il Rende cercherà di confermare quanto fatto di buono lo scorso anno, ovvero di fare un campionato molto tranquillo, senza grandi aspettative, partendo senza la luce dei riflettori, e questo credo sia la strada più giusta. Per quanto concerne un club di Serie C che è letteralmente scatenato, a parte la Regina, abbiamo raccontato prima, è il Catanzaro. Lo abbiamo detto prima, chiesti al Crotone nuovamente in prestito Riggio e Nicoletti, molto vicino Elio Calderini, inserimento per D'Ambrosio del Siena, altro calciatore che ha mercato in Serie B, e soprattutto dobbiamo seguire con attenzione anche la vicenda legata a Doumbia, altro calciatore che in Serie C ha dimostrato di poter spostare gli equilibri. C'è una trattativa in corso, non siamo giunti ad una chiusura, ma il Catanzaro vorrebbe chiudere
questa trattativa, anche se non è assolutamente facile, dopo chiaramente l'arrivo e l'ufficialità insignita con l'ex Cosenza Statella, che ha firmato appunto un biennale. Direttore Roma, infatti proprio questo, il Catanzaro ha preso l'allenatore Gaetano Auteri, che è uno specialista nelle promozioni, sta prendendo tanti pezzi pregiati, fra cui Calderini, c'è Statella anche in pole. No, ha preso Statella. Preso già, Statella, ufficiale, abbiamo l'ufficialità anche di Statella, quindi insomma guarda anche con un occhio all'ex mercato del Cosenza. Sì, Calderini è un altro giocatore importantissimo per la categoria, di proprietà del Foggia, quindi credo che il Foggia debba liberarsene, anche magari facendosi carico di parte dell'ingaggio, che credo che sia abbastanza esoso, anche se a Catanzaro diciamo che la proprietà è abbastanza ricca, quindi non dovrebbero esserci problemi. Hanno preso secondo me un portiere bravissimo, che è l'ex portiere del Matera, Golubovic, che ha seguito Auteri, quindi Auteri poi è una garanzia per la categoria. Stanno cercando di fare qualcosa di importante, quello che magari volevano fare l'anno scorso e non ci sono riusciti per vari motivi, per varie dinamiche, quindi stanno cercando di ripianare quel gap che c'è con altre squadre, perché comunque non dimentichiamoci che il campionato di Serie C è un campionato importante, lungo, perché comunque durerà anche tutti i playoff, perché i playoff sono 10 squadre che entrano nei playoff, quindi ci saranno anche altre partite da dover giocare, e se non hai una rosa completa ed importante è difficile andare avanti. Una correzione a quanto dicevamo prima, perdonami se ti interrompo Domenico, per Marchizza. Il Crotone ha l'accordo con il Sassuolo, non con la Roma, perché ricordiamo che Marchizza lo scorso anno è passato dalla Roma al Sassuolo, quindi questa è una precisazione importante e dovuta. Invece Pier Giorgio, appunto sul Catanzaro, un Catanzaro che ha detto anche il Presidente, in 2 anni puntano a questa Serie B, però quest'anno avrà diverse contendenti. Abbiamo detto il Catania, che sta facendo comunque una squadra importante. È una Serie C che sarebbe una B2, ecco, possiamo chiamarla così. Sì, secondo me Anna, il prossimo anno gli amici di Catanzaro possono fare anche gli scongiuri da casa, però secondo me per il mercato che si sta guardando in questi giorni, secondo me sarà una lotta a 2 tra il Catania e il Catanzaro, perché la stanno facendo da padrona sul mercato, quindi poi le altre squadre sì, è vero che ci sono, ma ho visto che sono rose abbastanza giovani, chi è in difficoltà economiche, quindi credo che il prossimo anno il Catanzaro, spinto anche dal Cosenza, perché sul capoluogo della Calabria c'è molta invidia sulla promozione del Cosenza, quindi loro vogliono a tutti i costi fare la squadra per vincere il campionato, ma le prime operazioni di mercato con Auteri sulla panchina, con i giocatori che stanno trattando, aggiungo a D'Ambrosio che ha detto lui, c'è una lotta anche col Catania per prendersi a Marotta del Siena. Quindi, io ho sentito Murano addirittura. Sì, stanno battagliando sul mercato, quindi credo che Catanzaro e Catania alla fine sarà una bella lotta. Tra Marotta e Murano forse sarebbe più facile prendere Murano. Murano, sì. Marotta ha un ingaggio importante, il Siena deve decidere, tra virgolette, cosa fare di Marotta. Sì. Perché il Siena non ha ancora deciso realmente se ripuntare ad un campionato importante oppure fare un campionato di assestamento. Questa sarà una scelta fondamentale per decifrare poi a quel punto il futuro di Marotta. Aggiungo sulla panoramica sulla Serie C, dispiace che un allenatore bravo e preparato come Brunello Trocini al momento sia rimasto senza squadra, perché si parlava addirittura di lui, di squadre di B, di C, però al momento Trocini ha deciso di lasciare il Rende, però è rimasto senza squadra. Mi auguro che in questi giorni possa trovare una panchina, perché io l'ho seguito ed è un tecnico valido. Sì, ha preso se no un anno sabbatico, ecco, il mister ha fatto benissimo a Rende, insomma dobbiamo dire che anche i risultati ottenuti da Rende sono soprattutto merito suo. Dovremmo avere forse la telefonata, buon pomeriggio a Massimo Drago. No, ancora non siamo pronti, ecco, Stiamo vabbè, preparando, da qui a poco. Tra virgolette, per tornare un po' su B e Serie C. Per concludere la parentesi sulla C, su un altro obiettivo, su uno dei primi nomi richiesti da Gaetano Auteri per il Catanzaro, ovvero Strambelli, che era una priorità. Nel weekend si è inserita la Viterbese, che ha proposto un'offerta molto importante, quindi il Catanzaro ha un po' mollato la presa su questo obiettivo.
e questa potrebbe essere una settimana importante anche per il futuro di Viola, classe 90, che piace molto al Catanzaro, quindi come dicevamo un Catanzaro scatenato su obiettivi a questo punto di categoria e molto validi. Ma anche una Regina molto scatenata, perché nell'ultima settimana sono, se non sbaglio, più di 5 gli acquisti messi a li abbiamo segno raccontati tra Confente, Pogliano, Zirvan, oggi è stato ufficializzato Consollo, dicevamo prima, Biennale, arriverà un altro attaccante Franchini. Anche dal Sassuolo. Hanno già preso a Maritato. Quindi... Dovremmo avere al telefono Massimo Drago. Buon pomeriggio, mister. Salve, buongiorno a voi. Come va? Bene. Parlavamo proprio del mercato di Serie C, poco fa abbiamo parlato anche di Serie B con il Crotone che insomma lei conosce benissimo, una piazza che conosce bene, che punta a questo diciamo ripescaggio in Serie A. Sì, c'è questa possibilità, sicuramente la società vigilerà su quello che succederà. Come al solito non finisca tutto a tarallucce e vino come ci capita quando si tratta di calcio. Mentre per quanto riguarda il Cosenza, questa promozione che arriva dopo 15 anni in Serie B, un'altra squadra importante che tiene alti i colori della Calabria. Ma sicuramente una lietissima sorpresa, più squadre stanno nei massimi campionati italiani e meglio per tutto il movimento calabrese. Quindi merita la città, Braglia è stato bravissimo, determinante nella corsa alla promozione a questo senso. Mister, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito, un vero piacere come sempre ritrovarla. Su questa Serie B che idea si sta facendo? Tante situazioni deficitarie e soprattutto molti tecnici in rampa di lancio. A questo, visto che siamo comunque agli inizi del mercato, chi crede, anche in virtù di quanto dimostrato lo scorso anno, possa recitare un ruolo da protagonista nel futuro campionato? Ma sicuramente il Crotone ha già un'ottima insalaiatura, bisogna solo raffinare alcuni passaggi se dovesse ripartire dalla Serie B. Poi il Palermo è una piazza che dopo lo scorcio dell'anno scorso ora riproporsi, ma quest'anno sarà un campionato difficile perché ci sono tante piazze che hanno già fatto non solo la Serie B ma anche la massima categoria, sono poche le piccole piazze, quindi sicuramente come al solito un campionato affascinante, anche se secondo me a livello tecnico rispetto a qualche anno fa ha perso molto. L'ultimissima da parte mia, mister, e poi la salutiamo e la ringraziamo per averci dedicato un po' del suo tempo. Il suo nome è stato accostato a diverse panchine. C'è qualche situazione che poteva nascere e che magari non si è concretizzata rispetto ad altre? Ma ce ne sono almeno 4-5, però per mia sfortuna, ma sono contento così. Tutto quello che ho fatto nella mia carriera l'ho fatto grazie ai miei sforzi e al mio lavoro. Non ho sponsor, non ho procuratori, non ho amicizie, quindi forse un po' penalizza, però sono fatto così e chi vuole Drago lo prende per il lavoro che ha fatto. Ho avuto sicuramente 4-5 colloqui, però non si sono concretizzato, ma va bene così. Le auguriamo Adesso ovviamente come sempre il meglio, mister. Grazie. Mister, in bocca al lupo per tutto e le auguriamo di trovare al più presto squadra. Grazie per essere stato con noi. Parlavamo anche di Serie C, Vibonese, Regina, stavamo dicendo poco fa, anche la Vibonese insomma si sta muovendo. Si è consolidato un asse molto importante, quello col Benevento, con la certificazione dell'ufficializzazione dell'arrivo di Donnarumma. Era stato chiesto anche il capitano Sperandeo, ma qui il Benevento a meno di colpi di scena deciderà di puntarci per la propria Serie B e ci attesa per l'arrivo da Crotone da parte di un estremo difensore di grandi avvenire, ovvero Viscovo, che si troverà davanti ad una prova molto importante, una prima Serie C da titolare per far capire realmente e certificare anche qui le sue grandi qualità. Ero curioso di sapere anche il parere di Domenico, tra l'altro, su questa Vibonese che sta nascendo, confermando un asset importante rispetto allo scorso anno e con tanti giovani. E questa, a tuo avviso, la strada giusta? Mi permetto di sostituire. No, assolutamente. Ma credo che la Vibonese nasca l'anno passato, perché loro pensavano di essere in Serie C, quindi i vari Tito, i vari Bubas, diversi giocatori.
l'avevano presi in ottica Serie C, poi sono rimasti, pagandoli profumatamente, hanno accettato la sfida, quindi diciamo che è una Vibonese che arriva da lontano. Ora stanno cercando di puntellare, anche prendendo il portiere Visco, che secondo me è un portiere importante, anche se giovane è un portiere di avvenire, mettendogli una chioccia come Mengoni, quindi loro hanno cercato di puntellare la rosa dove avevano bisogno. Io con Beccaria mi sento spesso, mi parlava proprio, dice non faremo spese folli, andremo a prendere i giocatori che a noi interessano per puntellare i vari reparti, e quindi credo anche i rinnovi che sono stati fatti sono funzionali al loro progetto, perché anche ora ha rinnovato Silvestri il 99 che ha fatto benissimo. Sicuramente lo manderanno a giocare probabilmente in Serie D. Ancora sono combattuto su come mai non abbia rinnovato Sowe, che è un giocatore secondo me che può starci in Serie C, anche perché l'ha fatta la Serie C, quindi credo che siano in un momento di riflessione, perché comunque è un ragazzo 97, di prospettiva importante. Non so se siete d'accordo con me, ma l'ho visto io diverse sono volte. assolutamente d'accordo con te, sono convinto che la Vibonese del presidente ambizioso Pippo Caffo secondo me sarà un po' come il Rende, cioè sarà la sorpresa del prossimo campionato. No, potrebbe essere, anche perché è da capire che tipo di campionato sarà. Si va verso un campionato con 2/3 corazzate ed un livellamento molto equilibrato, quindi è chiaro che in questo livellamento equilibrato si può inserire una Vibonese magari coriacea, una Vibonese comunque compatta, capaci di poter partire subito col botto per i fattori che elencavamo noi anche prima. Perché mancheranno anche il Trapani della passata stagione, pure la Juve Stabia stessa, la Juve stessa, l'Andria, anche se a sorpresa Magniello ha confermato di voler rimanere alla guida. Vuole rimanere, ma vuole fare un progetto diverso. Sì. Quindi Viola, che è un giocatore importantissimo, per questo è in uscita, perché comunque ha un ingaggio importante, e credo che debbano ridimensionare tutta abbastanza i costi. La rosa, sì. Parliamo adesso invece di calciomercato italiano. C'è sempre questa questione di Cristiano Ronaldo che tiene banco. No, noi stiamo cercando di fornire la nostra versione. Addirittura la Gazzetta oggi parla di una telefonata fra Allegri e CR7. No, una telefonata che secondo quanto ci risulta c'è stata, ma la notizia più importante di oggi, certificata e testimoniata dalle immagini, è la partenza con un volo privato di Andrea Agnelli, arrivati a 48 km esatti da dove Cristiano Ronaldo sta trascorrendo le sue vacanze. Ed è stata testimoniata anche una foto dove tra pochissimo dovrebbe avvenire l'incontro tra Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo, ma non sarà appunto un incontro per gettare le basi o per capire la volontà di Ronaldo, ma sarà un incontro per conoscersi meglio, per far scattare il feeling, anche perché è tutto fatto, 30 milioni per 4 stagioni, 130 milioni di euro a Real Madrid, operazione complessiva mostruosa, si attende solamente l'ultimo sì del Real Madrid per far partire la grande macchina dell'ufficializzazione. Real Madrid che vuole andare su Hazard, offerti 170 milioni di euro, come obiettivo Harry Kane, per cui il Tottenham chiede 200 milioni, al momento non interessa Mauro Icardi perché ha sposato in pieno il progetto Inter. Sempre sulla questione relativa al mercato nazionale, un'indiscrezione riportata ieri da calciomercatoreport.it, l'Inter nei prossimi giorni presenterà una proposta formale, la prima per il possibile ritorno di Rafinha dal Barcellona. La volontà del calciatore è chiara, ha già detto no a tutti gli interessamenti dalla Premier League. L'Inter, che sotto traccia, affari spenti, continua a portare avanti una trattativa molto ben impostata. Sono partiti anche i ritiri, proprio una battuta su questo, ritiro del Milan e il ritiro dell'Inter, che non hanno scelto il Trentino, però insomma saranno a casa loro. Intanto noi sentiamo che sta per partire sì, la nostra sigla dedicata all'estate. Purtroppo dobbiamo salutarci qui. Ringrazio i miei ospiti, Pier Giorgio Giorno, buon pomeriggio. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a Domenico Roma che insomma ha fatto uno sforzo per essere qui da noi. Grazie a Tino che ci vediamo domani. Auguri a Giuseppe Costanzo, arrivederci. Pega tu cintura, esa es la cura. Quiero ver tu cuerpo, que guay. No te detengo, te dejo bailar. Te digo, pégate, bésame. Te digo, bésame otra vez.
quiero una aventura, así, la quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Dentro il locale sta in mezzo la mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte è la protagonista. Io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione, non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda. Non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male, solo per questa sera tutto vale. Tutto scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te digo bésame, bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Bésame, te digo bésame otra vez. No te digo no. Bésame, quiero besar, quiero darle otra vez. La quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!